Buongiorno a tutti, io sono Alessandra Vanone, sono un membro dell'associazione Borcli Pa, associazione che anche quest'anno ha organizzato la festa tradizionale del patrono di San Giuseppe qui all'Aipaco di Tricesimo e quest'oggi, seppur sotto un cielo poco clemente, si sta tenendo la Chiaminade di San Josef, che appunto quest'anno è stata organizzata sotto l'egida della FIASP. Dunque cammineremo assieme per il territorio qui di Laipaco di Tricesimo, che è la frazione più meridionale del comune di Tricesimo, ed è un paesaggio molto dolce che si snoda, si articola tra colline moreniche e la valle del Cormor e appunto cammineremo alla scoperta dei luoghi così più suggestivi, ma anche dei paesaggi più caratteristici anche da un punto di vista storico, proprio qui della zona. E durante la mia camminata verrò aiutata e supportata dal contributo di Giorgio Ceolan e Giovanni Pupatti della sezione Memorie Tricesimane dell'associazione Assieme proprio per arricchire la nostra camminata. Ci vediamo dopo. Come accennato prima, la sagra accade in questo periodo proprio in occasione della festa di San Giuseppe, santo patrono del paese, che si celebra il giorno 19 marzo e qui siamo proprio all'interno della chiesa intitolata a San Giuseppe. E passo quindi la parola a Giorgio Ceolan per alcuni cenni circa l'interno e la storia di questa chiesa. La chiesa è una delle più interessanti che abbiamo sul territorio di Tricesimo. Tricesimo ha parecchie chiese che sono anche più antiche di questa da un punto di vista storico. Questa però forse è una delle più significative in quanto presenta degli affreschi interessantissimi di un pittore operante nella prima metà del 1500, Gian Paolo Tanner. La chiesa, i primi cenni appunto dell'esistenza della chiesa sono dell'inizio del 1511, dopo il disastroso terremoto che ha distrutto gran parte del Friuli. E la chiesa è caratterizzata da degli affreschi, dicevo, molto interessanti, sono datati 1524 e rappresentano la teoria degli apostoli, ma la parte più interessante è la parte bassa dove sono rappresentati i popolani e dove il Tanner ha avuto la possibilità di rappresentare al meglio la sua tecnica pittorica. Altre cose interessanti sono dei graffiti che non si vedono, però sono presenti appunto sulle pitture e sarebbe il caso di poterli valorizzare. Eccoci, siamo a Leonacco, all'altezza di un ristoro. Sentiamo qui un parere. Allora, come è stato il percorso finora? Come si è articolata la camminata? Ma finora non è stato male, nonostante purtroppo il tempo, mi è dispiaciuto perché è stato bello fino a pochi giorni fa. Non è stata male, è andata abbastanza bene, era abbastanza percorribile, insomma. Sì. Magari non era proprio tutto secondo
le caratteristiche, però insomma non è male visto il tempo. Quindi non ci sono stati appunto passaggi particolarmente difficili? No, particolarmente difficili assolutamente no. Questa etimologia del nome tricesimo esplicita un po' le sue origini molto, molto antiche, perché appunto la parola tricesimo, il nome tricesimo deriva da atricesimum lapidem, cioè l'idea dell'insediamento che nasce sul 30° miglio da Aquileia in direzione del Noricum, di quello che è oggi l'Austria ovviamente. Ci può dire qualcosa su proprio anche questi aspetti della centuriazione romana, dell'origine appunto del borgo e anche del centro proprio di Tricesimo? Senz'altro, come noto, con l'arrivo dei Romani si è proceduto alla centuriazione praticamente di tutto il Friuli. Attualmente a sinistra del tagliamento se ne contano ben 6 centuriazioni, tra le quali c'è anche quella di Tricesimo. Ecco, noi siamo qui su via San Giuseppe di Laipacco, che sfrutta attualmente un tracciato della centuriazione dell'Agro Tricesimano, e addirittura da studi fatti sembra che questo di via San Giuseppe sia proprio il tracciato fondamentale, primario, quello dal quale si è passati ai successivi tracciati, sia orizzontali sia verticali. È detto cardine o cardo massimo proprio perché è il primo che detta legge, diciamo, per i successivi. Quella che state vedendo è la chiesa di Leonaco Basso dedicata a San Martino. È una chiesa particolarmente interessante rispetto a quelle altre del territorio a dimensioni maggiori. La struttura che oggi vediamo risale, come gran parte delle chiese della nostra zona, alla prima metà del 1500, in quanto è stata riedificata dopo il disastroso terremoto del 1511. I dipinti sono particolarmente interessanti, soprattutto la parte dovuta a Leonardo da Marano. Sono dei festoni con i prodotti della terra, festoni frutta, grano, e la singolarità è che non sono presenti i prodotti che sono arrivati dall'America, quindi troveremo il sorgo col quale veniva fatta la polenta. I dipinti sono picchettati. In occasione delle visite pastorali che venivano effettuate dopo il Concilio di Trento era necessario dare l'impressione che la chiesa fosse particolarmente bella e pulita. Di conseguenza, in maniera empirica, picchettatura sulle pitture, una mano di calce e la chiesa diventava presentabile. Eccoci arrivati alla conclusione del percorso. Nonostante appunto il tempo davvero poco clemente, è stata riscontrata molta soddisfazione tra i partecipanti, che sono circa 400, sono stati questa mattina, e dunque il mio doveroso ringraziamento va agli accompagnatori Giovanni Pupatti e Giorgio Ciolan per il loro prezioso contributo, e arrivederci alla prossima marcia, alla prossima camminata.
Buon pomeriggio a tutti, domenica 29 marzo, oltre la maratona dell'UNESCO, da Aquileia si svolgerà la 19ª marcia internazionale per la vita, primo meeting regionale FIASP. Il percorso quest'anno si svolge sui 6, 12, 21 km, toccherà dei bellissimi posti, anche il porto fluviale di Aquileia, e quest'anno ad Aquileia speriamo il tempo sia clemente e ci faccia fare una bella figura con tanti partecipanti. Un saluto particolare dal vulcanico presidente della sezione ADO di Aquileia, organizzatrice della manifestazione, il signor Della Costa Umberto, che ringrazia in modo particolare tutti i collaboratori, tutti i volontari che hanno dato una mano per lo svolgimento di questa marcia. Grazie a tutti e buon divertimento.